Eccoci di nuovo in diretta sulle frequenze di RPL, la voce della libertà, con Lucio Brignoli per consueto appuntamento settimanale del filo diretto con il mondo, l'approfondimento delle notizie dal mondo, quelle di maggiore interesse e quelle che magari non trovate nella consueta rassegna stampa e negli altri approfondimenti della radio. Oggi avremo molti ospiti, innanzitutto sentiremo il deputato Paolo Formentini, membro della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, per un aggiornamento sull'attività appunto relativa alla politica internazionale del nostro Parlamento. Successivamente ci collegheremo con Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli, per approfondire un'interessante pubblicazione del Centro Studi sulla Siria e il califfato islamico, l'ISIS. Da ultimo ci collegheremo con l'eurodeputato Marco Zanni per un aggiornamento su la politica europea e la costituzione del gruppo di cui la Lega sarà parte e capofila all'interno del Parlamento europeo per far valere le ragioni dell'Italia, per far valere le ragioni di tutti i popoli europei che vogliono far sentire la loro voce. In attesa di collegarci con il nostro primo ospite, comincerei con una lettura delle brevi dal mondo, che è poi una lettura delle brevi non solo dell'ultima settimana, perché purtroppo per motivi elettorali questo appuntamento non è andato in onda nelle ultime settimane. Cominciamo dal Medio Oriente, da Israele. Israele torna al voto, il premier uscente Benjamin Netanyahu non è riuscito a formare una maggioranza dopo le recenti elezioni politiche che ne hanno decretato la vittoria, e il paese tornerà nuovamente a votare il prossimo 17 settembre. Ci spostiamo in Cina. In Cina continua la tensione tra Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese relativamente al deficit commerciale degli Stati Uniti nei confronti della Cina e di conseguenza dei dazi che il presidente Trump ha imposto per le importazioni cinesi negli Stati Uniti, e i cinesi meditano vendetta, tremenda vendetta, su che cosa? Sulle terre rare, che sono dei componenti essenziali dell'elettronica e dell'informatica, dei microchip che sono all'interno di tutti i device che quotidianamente utilizziamo. L'avvertimento cinese agli Stati Uniti è arrivato per bocca del portavoce della potente Commissione Nazionale per le Riforme. Se Donald Trump interrompesse l'export verso Huawei di microprocessori, anello debole dell'high-tech comunista, Pechino è pronta a rispondere limitando l'esportazione delle terre rare, una serie di minerali fondamentali per l'industria tecnologica di cui controlla il 90% della produzione. La scorsa settimana, non a caso, Xi Jinping ha visitato uno stabilimento che le lavora. Non dite che non vi avevamo avvertito, scrive il quotidiano del Popolo, espressione che la propaganda ha usato in passato in momenti di estrema tensione, per esempio prima dell'invasione cinese del Vietnam nel 1978. Nel frattempo Roberto dall'altra parte del vetro ha stabilito il collegamento con il nostro primo ospite, che intervistiamo appena dopo il consueto jingle che ne annuncia la presenza. Qui Parlamento. E quindi diamo il benvenuto all'onorevole Paolo Formentini, membro della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Ben tornato, Paolo. Ciao Lucio. Ciao Paolo, sei in diretta e come consuetudine ci siamo collegati con te per un aggiornamento sull'attività del Parlamento italiano in materia di politica estera. Ci sono stati molti argomenti all'ordine del giorno, lascio a te di elencarci e poi cercheremo di approfondire quelli un pochino più succosi e interessanti. Volentieri. Come sempre prosegue l'attività non solo in commissione ma anche in aula. L'argomento di questi giorni sono le missioni internazionali all'estero, che non riguardano solo, come potrebbe sembrare da questa definizione di missioni internazionali, missioni militari, ma anche tutta la cooperazione italiana all'estero. È una grandissima risorsa di politica estera per l'Italia, la partecipazione alle missioni multilaterali, la partecipazione alle missioni NATO. Da sempre il nostro paese riscuote in questo ambito unanimi consensi, perché è di grandissimo spessore il livello dei nostri militari.
Bene, e il risultato di questa discussione è stato? Il risultato è stato che adesso dovremo approvare appunto le missioni, la maggior parte è già in corso, e una nuova missione in Tunisia. Queste sono la novità, ecco, degli ultimi giorni. L'iter parlamentare è complesso perché si basa appunto sul passaggio in commissione, poi l'arrivo in aula. Io sono relatore per la commissione esteri, poi c'è un relatore per la commissione difesa. Si arriva in aula, si è arrivati lunedì nella fattispecie con un'altra relazione che è l'adesione della Macedonia del Nord alla NATO, e poi dovrebbe essere calendarizzato il 24 prossimo l'arrivo in aula in discussione generale delle missioni internazionali. Ecco, Paolo, vorrei approfittare di questo collegamento per approfondire un attimino il tema della Macedonia del Nord. Tu l'hai accennato molte volte nei nostri collegamenti. Tra le brevi dal mondo che avevo da leggere c'è il riacutizzarsi della tensione tra la Serbia e il Kosovo, dove sono stati arrestati da parte kosovara 13 poliziotti di etnia serba e un diplomatico russo, con conseguente inasprimento delle tensioni nella zona dei Balcani, che è un teatro così vicino, così complesso, e di cui comunque sull'informazione italiana raramente si parla, raramente viene approfondito e sembra un po' fuori dallo scacchiere, nonostante la vicinanza. È più vicino forse politicamente alla Mitteleuropa, alla Germania, però di fatto è molto vicino anche agli interessi italiani nel Mediterraneo. Anzi, non ti voglio correggere, Lucio, ma voglio integrare quello che hai detto. Sì, è vicina alla Mitteleuropa, ma è necessario che anche l'Italia sia presente nei Balcani. Ecco, è assolutamente necessario. Questo segnale che abbiamo dato, siamo uno dei paesi di dimensioni maggiori, uno dei primi paesi di dimensioni maggiori a approvare questa ratifica di adesione della Macedonia del Nord. Che cos'è? Ne abbiamo già parlato, come hai ricordato. L'adesione di questo paese, che ha un nome nuovo ma esiste da anni, che prima era definito FYROM con questo acronimo, e oggi, in seguito ad un accordo tra Grecia e appunto Macedonia oggi del Nord, ha cambiato proprio a livello costituzionale il nome dello Stato ed è Macedonia del Nord, e sarà il 30° Stato, una volta che tutti gli Stati membri avranno ratificato l'adesione, sarà il 30° Stato a far parte della NATO. Quindi NATO che arriva nei Balcani dove peraltro la NATO c'era già stata con l'intervento militare appunto del Kosovo, e ancora prima con gli accordi di Dayton che avevano stabilizzato la ripartizione della Bosnia e Erzegovina tra croati, serbi e appunto bosniaci di confessione musulmana, però territorio che è ancora articolato e complesso. Sì. Per andare subito al punto, anche su questi territori c'è in corso una sorta di confronto tra NATO, e quindi Stati Uniti, e Russia. Tu hai accennato appunto prima agli ultimi eventi. Queste sono le coordinate generali. C'è questo confronto che sempre, come delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della NATO, noi stigmatizziamo, perché pur essendo orgogliosamente parte della NATO, continuiamo a ribadire, ed è questo un cruccio di tutta la delegazione italiana, che si deve in un qualche modo far ripartire in modo serio il dialogo politico con la Russia come NATO, perché il dialogo militare c'è, non si è mai interrotto per fortuna, ma bisogna tornare a parlare anche a livello politico. E di questo proprio abbiamo parlato all'Assemblea parlamentare della NATO domenica scorsa in riunione a Bratislava, e siamo intervenuti difendendo anche l'idea e la definizione stessa di partito populista, perché purtroppo i partiti populisti sono spesso definiti come anti-Stati Uniti, anti-NATO e unicamente filo Russia.
Poi abbiamo spiegato che la nostra posizione come governo italiano, come parlamentari della Lega, è molto semplice. Noi siamo parte dell'Alleanza Atlantica, ma riteniamo che strategicamente ci debba passare da un dialogo tra Stati Uniti e Russia proprio a difesa di quelli che sono gli interessi dell'Occidente in senso lato, interessi che altrimenti si vedrebbero, a nostro modo di vedere, travolti dall'evoluzione a livello geopolitico globale. Ecco, si pensi all'avanzata della Cina. Ecco Paolo, ma rispetto a questo vostro intervento, questo tuo intervento, qual è stata la reazione dei rappresentanti degli altri paesi del blocco NATO? Allora, la reazione ovviamente è stata di grande attenzione nei confronti dell'Italia, non di chiusura, anche perché io ho sottolineato con grande chiarezza che la Lega è un movimento che ha addirittura un giornale online che si chiama Il Populista e che quindi nel populismo si riconosce pienamente e orgogliosamente. E ho anche sottolineato che anche l'altro partner di governo, l'altro alleato, è spesso definito sui media come populista, quindi sarebbe veramente un problema se i populisti fossero una minaccia per la democrazia e i populisti appunto amministrassero uno dei principali membri dell'Alleanza Atlantica. È un discorso sicuramente importante e sicuramente su questo tema credo che ci torneremo, perché è in cima all'agenda della politica internazionale e lo vedremo anche più tardi nei rapporti con la Commissione europea. C'è qualcos'altro, Paolo, di cui vuoi aggiornarci? Ma magari un accenno che è sempre di attualità in ambito estero, in commissione di aula della Camera, la grande attenzione che c'è costante al Mediterraneo allargato, al Sahel, quindi alle migrazioni, all'evolversi della situazione in Libia. Questi sono sempre e comunque temi caldi, perché non ricordiamocelo, bisogna cercare di risolvere alla radice il grande e annoso problema delle migrazioni, perché benché Matteo Salvini sia riuscito a fare un lavoro enorme, adesso bisogna fare quello che da sempre la Lega dice, perché la Lega ha sempre detto padroni a casa nostra, ma ha anche sempre detto aiutiamo gli africani a casa loro, aiutiamoli a vivere e costruirsi un futuro nei paesi d'origine, ed è questo l'approccio anche oggi, ma lo è da 30 anni, della Lega. Ma per far questo serve tempo, ci sono grandissime criticità in corso. Accenno a un altro tema che magari potrà essere argomento della nostra chiacchierata settimana prossima, il grande tema della pirateria che rende insicuri i commerci, che dal Corno d'Africa, dove c'è stato per anni ma oggi è contenuto, si è spostato al Golfo di Guinea. Un altro argomento interessante sicuramente da tenere sempre presente sono i cambiamenti climatici, spesso usati strumentalmente, ma che sicuramente hanno anche una base, sono purtroppo reali, e che proprio nella fascia del Sahel mostrano il lato più feroce, riducendo alla fame milioni di persone. Paolo, io ti ringrazio e ti fermo qui, altrimenti mi fai spoiler di tutti i prossimi appuntamenti del prossimo mese e mezzo, e non mi restano più argomenti da trattare in questa nostra rubrica. Io ti ringrazio per la tua consueta competenza e puntualità nell'aggiornarci di quello che succede alla Camera dei Deputati in materia di esteri, e ti invito ovviamente anche settimana prossima in questo nostro spazio. Lucio. Grazie mille. A presto. Grazie mille. Abbiamo sentito l'onorevole Paolo Formentini, deputato alla Camera dei Deputati, membro della Commissione Esteri. Parlamento. Sul jingle sono diventato quasi bravissimo e adesso proviamo a collegarci con il nostro prossimo ospite. Oggi forse riusciremo a leggere pochi articoli, io sperando nella diretta video che per oggi si è ribellata e non ci dà soddisfazione. Avevo preparato tutti gli articoli per poterli far vedere in diretta sul mio profilo medium.com. Se andate su medium.com, cercate Lucio Brignoli, ci sono tutti gli articoli di aggiornamento preparati per la rassegna
stampa di oggi, così quello che non riusciamo a leggere, se volete leggerlo o rileggerlo, se l'abbiamo già letto e approfondirlo, lo potete trovare a vostra disposizione, medium.com, Lucio Brignoli, e per il momento facciamo così, poi magari quando saremo più bravi troveremo anche delle situazioni e una sistemazione un pochino migliore, però intanto funziona così. Nel frattempo Roberto dall'altra parte del vetro, efficientissimo come sempre, un regista straordinario, io mi levo il cappello ogni volta che ho il piacere e la fortuna di poter condurre in diretta con lui, ci ha collegati con Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli, autore di alcuni libri, tra cui l'ultimo Immigrazione, la ragione dei populisti, e docente di storia e dottrina del jihadismo e di geopolitica del Medio Oriente all'Università Cusano. E credo di aver detto tutto. Daniele, benvenuto sulle frequenze di RPL. Grazie Lucio, buongiorno anche agli ascoltatori. Ho dimenticato qualcosa della tua bio che merita di essere... Nulla di importante, tranquillo. Beh, comunque già è una bio decisamente di tutto rispetto. E io ti ringrazio intanto per la tua disponibilità, è la prima volta che ci sentiamo in questo spazio di filo diretto con il mondo, e io spero che invece questo possa diventare un appuntamento di routine, perché il Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli è molto attivo sia a livello di pubblicazioni che a livello di organizzazione di incontri e di convegni sui temi che questa rubrica appunto tratta settimanalmente, e quindi credo che con la tua disponibilità, di cui ancora ti ringrazio, possiamo portare a conoscenza delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori molti aspetti e approfondimenti su notizie del mondo. In particolare avete appena come Centro Studi pubblicato un dossier, uno studio sulla Siria e l'islamismo. La Siria è un tema estremamente complesso, difficile da sintetizzare anche per gli addetti ai lavori, per appunto la sua eterogeneità e la sua complessità, però tu sei se non il numero uno dei numeri uno, e quindi riuscirai a darci un compendio che aiuti appunto i nostri ascoltatori a inquadrare quello che sta succedendo oggi in Siria dopo la caduta del califfato e di fatto la vittoria nella guerra civile, che ormai è nata dopo le primavere arabe, di Bashar al-Assad. L'attenzione mediatica è scemata con, grazie a Dio, il calare degli attentati qui in Europa, però bisogna comunque mantenere invece l'allerta, perché in Siria la situazione non è totalmente ricomposta, nel senso che da un lato ISIS ha perso il suo territorio, ma non bisogna mai dimenticare che ci sono altre fazioni ribelli, quelle che una volta venivano chiamati i ribelli moderati, che poi si è scoperto non essere tali perché sono in genere anche quelli jihadisti o comunque legati ad Al-Qaeda e altri movimenti estremisti, che controllano ancora una parte del paese, che è quella della provincia di Idlib, dove ancora si combatte. E poi la seconda questione è anche che ISIS già una volta, alcuni anni fa, fu sconfitta quando si trovava in Iraq. Fu sconfitta dagli americani con l'aiuto degli alleati sunniti di Washington, ma poi riuscì nel 2011 a risorgere e a diventare ancora più potente, arrivare a controllare un territorio che andava dalle porte di Damasco alle porte di Baghdad, con una rete internazionale, ricostituire il califfato, tutto quello che sappiamo benissimo. Quindi il rischio purtroppo elevato è che si verifichi ancora qualcosa del genere, ossia che ISIS riesca per la seconda volta a risorgere, sfruttando comunque un malcontento della popolazione, la parte sunnita, che sia in Siria sia in Iraq e in uno stato da un punto di vista del potere minoritario, e purtroppo qualche avvisaglia c'è, perché in entrambi i paesi vediamo che ISIS riesce comunque ad alimentare un'attività di guerriglia contro le autorità locali, soprattutto in Siria. Gran parte del suo territorio è controllato da questa coalizione delle forze democratiche a guida curda, che hanno però delle difficoltà, hanno dei campi di detenzione dove ci sono decine di migliaia di persone, ed è un grosso rischio, perché già in Iraq, nei campi di detenzione controllati dagli Stati Uniti, sicuramente meglio organizzati, si verificò il fatto che divennero poi
una sorta di brodo di cultura per la leadership di ISIS, e quindi il timore di molti è che si verifichi la stessa cosa anche adesso. Di recente ISIS è riuscita anche a compiere dei grandi attentati terroristici come quelli in Sri Lanka, quindi l'attenzione va mantenuta viva, senza poi dimenticare che l'estremismo islamico non è solo ISIS e non è solo i jihadisti, cioè ci sono anche degli estremisti islamici che magari in questa fase non imbracciano le armi, ma che condividono quello che è il progetto di ISIS e di Al-Qaeda, l'idea di ricreare il califfato, di imporre la Sharia nel mondo e tutto quello che ben sappiamo. Questi movimenti estremisti islamici, che magari sono adesso temporaneamente pacifici, sono non meno pericolosi perché non attirano l'attenzione, non attirano la reazione armata del resto del mondo, ma sono molto bravi a insinuarsi e a guadagnare consensi, potere, influenza, non solo nel mondo propriamente islamico, ma il rischio è che lo facciano anche in Europa, per esempio. Un movimento come quello dei Fratelli Musulmani, che sicuramente si inserisce nell'islamismo e che molti non a torto considerano di estremisti islamici, hanno un peso importante anche in Europa. Sono delle realtà che hanno delle idee che difficilmente si possono poi conciliare con quella che è la nostra visione della società, quindi sicuramente anche su quello bisogna farci una riflessione, perché ripeto, non stiamo parlando dei jihadisti, non stiamo parlando dei terroristi, ma stiamo comunque parlando di movimenti che hanno delle idee radicali e che potrebbe essere l'anticamera invece a conflitti sociali più violenti in futuro. Certo, guarda, io tra l'altro ascoltandoti mi sono venute in mente due cose. Ci vorrebbe forse un'intera trasmissione, anzi magari lo organizzeremo su questi argomenti. Io ricordo nel libro di Sir Thomas Edward Lawrence d'Arabia, reso famoso in Italia dal film Lawrence d'Arabia, tra l'altro un libro del 22 pubblicato in Italia solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'è un intero capitolo dedicato alla descrizione, chiamiamola etnografica, delle tribù, dei clan, delle popolazioni, delle sette, delle confessioni della Siria, ed è incredibile leggerlo con gli occhi di oggi. Ribadisco, il libro del 22 racconta la sua esperienza del 17-18 del secolo scorso, ed è esattamente la fotografia degli schieramenti attuali delle fazioni della guerra civile in Siria, sempre con un riferimento bibliografico. Mi è capitato di leggere recentemente The Looming Towers, un libro che racconta come si è arrivati all'attentato alle Torri Gemelli, tra l'altro un libro scritto veramente molto bene, con grande documentazione, che descrive anche quali sono i collegamenti tra la fratellanza musulmana e in quella fase storica Al-Qaeda e oggi altre forme di jihadismo. Non a caso il presidente Trump ha ipotizzato di inserire la fratellanza musulmana nella blacklist delle associazioni terroristiche, come peraltro il Regno Unito ha già fatto. Su questo tema, su questi temi ci sarebbero davvero tante cose da dire, perché è un mondo che a noi risulta, secondo me, difficile da comprendere per le divisioni ideologiche ma confessionali che ormai sono un po' avulse dalla logica occidentale molto, molto laica. Sì, poi anche lo stesso fenomeno della fratellanza musulmana è un fenomeno molto vasto, molto variegato, che copre varie nazioni, ha varie fazioni interne. Ci sono anche sicuramente all'interno della fratellanza musulmana delle porzioni, chiamiamola così, che possono anche essere considerate moderate, però d'altro canto la fratellanza musulmana è anche l'ambito in cui invece è nato propriamente l'ideologia jihadista, Said Qutb e così via, cioè i suoi ideologi provengono comunque da quell'ambiente, la sua ideologia è comunque quella dell'islamismo, quindi la problematica è grossa. La civiltà islamica è una grande civiltà che ha avuto una storia gloriosa, che sicuramente ha tanti elementi affascinanti, ma che come tutte le civiltà ha i suoi elementi anche di complessità, in particolare in questa fase, cioè una fase di lungo periodo, perché stiamo parlando di qualcosa che è emerso secoli fa,
l'emergere del salafismo, di questo purismo religioso che poi è sfociato nel jihadismo, quindi una fase molto critica, molto delicata della sua storia, ed è una fase in cui non ce l'abbiamo più semplicemente come vicino, e già questo pone dei problemi, ma sempre di più ce l'abbiamo in parte in casa, nel senso che il fenomeno dell'immigrazione di massa ha fatto sì che ormai l'Islam, la civiltà islamica sia anche in Europa. Ci sono delle porzioni di Europa che fanno parte comunque di questo mondo islamico, sebbene siano ovviamente minoritari qui. E quindi le ricadute di queste complesse dinamiche che ci sono nel mondo islamico le ritroviamo anche dentro le nostre città. Appunto, un fenomeno delle dinamiche che riguardavano la Siria, l'Iraq, il rapporto sunniti-sciiti, il rapporto tra delle ideologie secolari e invece delle ideologie religiose, è sfociato poi in uno stillicidio per anni di attentati terroristici in Francia, in Germania, in Belgio, in Gran Bretagna e così via. Era qualcosa di impensabile un tempo, che è diventato invece purtroppo una dura realtà proprio a causa di questi flussi di immigrazione di massa incontrollati, mal gestiti dalle elite occidentali negli ultimi decenni, che ci hanno messo nella condizione attuale con tutti i rischi che questo comporta. Daniele, io ti ringrazio per la competenza in cui stai affrontando questo tema. Purtroppo i tempi radiofonici sono quelli che sono. Io adesso dovrei mandare la pubblicità. Ti chiederei, se vuoi, di restare collegato con noi, che vorrei scambiare 2 battute velocemente con te dopo la pubblicità sulla visita di Trump nel Regno Unito. Certamente. Grazie mille. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna, Mondoflex. voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati completamente sfoderabile a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli, vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Grazie, lo diciamo noi a Matteo Salvini, leader del primo partito in Europa. La Lega è il primo partito in Europa. Grazie Matteo. Grazie mille, anche oggi sei in giro a tirarti matto per la campagna elettorale. Grazie. Ci ricomponiamo e torniamo sull'ordinaria programmazione del Filo Diretto con il Mondo. Abbiamo ancora in collegamento con noi Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli.
Machiavelli. Sul tema dell'Islam, io ti chiedo già qui di fronte a tutte le nostre ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di dedicarci dell'altro tempo, settimana prossima o successivamente quando vorrai, per approfondire un tema così interessante. Adesso ti chiederei invece una battuta flash sulla visita di Trump nel Regno Unito, che capita in un momento molto particolare, la May dimissionaria, il progetto della Brexit che non trova una soluzione politica nel Parlamento di Westminster, e la vittoria del partito pro-Brexit, scusate, di Nigel Farage alle elezioni europee nel Regno Unito. Trump non ha mai fatto mistero di desiderare un'Unione Europea meno forte, perché vede nell'Unione Europea troppo forte, un'Unione Europea che vada a stringere l'integrazione, a diventare in qualche modo un superstato, non tanto un contraltare in sé all'influenza americana, quanto una specie di sfera di influenza tedesca, cioè questo è il suo timore. Donald Trump non è anti-europeo, semplicemente però il suo obiettivo è mantenere un rapporto con le nazioni europee che permetta di avere un Occidente in cui gli Stati Uniti permangono la nazione guida, cosa che teme non sia possibile nel momento in cui la Germania dovesse ottenere un'influenza troppo forte sull'Europa e l'Unione Europea dovesse diventare appunto una specie di grande Stato a guida tedesca. Un quarto Reich. Non voglio usare questo termine, però ecco, qualcosa del genere. Poi da un punto di vista anche ideologico, diciamo così, Trump è sempre stato un grande critico del globalismo e del spostamento verso settori lontani dai cittadini del potere effettivo, quindi ovviamente vede anche l'Unione Europea come questa sorta di superstato che va ad allontanarsi dal controllo democratico degli elettorati nazionali, quindi anche da un punto di vista ideologico non è esattamente qualcosa che gli piace. Questo è il motivo per cui lui ha dato più volte, continua a dare la sua piena disponibilità al Regno Unito per positivi accordi commerciali con gli Stati Uniti che possano controbilanciare quello che dovesse avvenire in caso anche di una rottura drammatica con l'Unione Europea. L'ha dato anche nei momenti in cui comunque i rapporti con Theresa May non sono mai stati del resto proprio idilliaci, perché la May ha sempre cercato di mantenere una distanza da Trump. Adesso la situazione potrebbe cambiare se effettivamente diventasse il primo ministro Boris Johnson, sicuramente più incline a vedere il mondo così come lo vede Trump, senza però ignorare che il problema di fondo rimane. Cioè il problema di fondo è che all'interno della maggioranza parlamentare che c'è nel Regno Unito, cioè all'interno dello stesso partito conservatore, ci sono tantissimi che non sono disposti a un no deal, che è quello che invece vorrebbe fare Boris Johnson. Quindi come lo risolverà? Chiamando nuove elezioni e sperando di riuscire a far eleggere una maggioranza in cui tutti siano disponibili a stargli dietro. Certo, sarebbe una mossa veramente coraggiosa nel momento in cui il partito conservatore è a minimi storici, oppure cercherà di fare leva proprio su questa paura di una sparizione del partito conservatore per riuscire a convincere i propri membri di partito invece ad appoggiare anche soluzioni più radicali. Non perché poi Boris Johnson voglia necessariamente arrivare allo strappo con il no deal, ma perché dimostrare che la Gran Bretagna sarebbe disponibile a farlo è un'arma negoziale importante per convincere l'Unione Europea a dare delle condizioni migliori a Londra. È molto interessante tutto il tuo intervento, in particolare a mio giudizio la prima parte, quella sull'equilibrio dell'Europa tra la Germania e gli Stati Uniti, e meriterebbe anche questo, se tu sarai disponibile, di essere approfondito in un ulteriore appuntamento, perché è chiaro che se l'Europa si vuole riavvicinare alla Russia vuol dire che rafforza la Germania, che ha da sempre un legame storico, politico, economico
con la Russia, allontanandosi però ovviamente in maniera speculare dall'alleato transatlantico, dagli Stati Uniti. Un equilibrio davvero non difficile per non tanto l'Unione Europea, ma proprio l'Europa intesa come continente, come territorio, come insieme di stati, di popoli, di economie e di interessi. Io, Daniele, ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e spero davvero che potremo programmare, se tu ti sei trovato bene in compagnia dei nostri ascoltatori, e degli altri appuntamenti nelle prossime settimane. È stato un piacere, quindi ci sentiamo molto presto. Grazie mille, abbiamo sentito Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Politici e Geostrategici Machiavelli, nostro ospite per la prima volta sulle frequenze di RPL, la voce della libertà. Abbiamo approfondito con lui degli argomenti molto interessanti su cui dobbiamo tornare. Il tempo, come sempre, è quello che è. Nell'attesa di collegarci con il nostro successivo ospite, ve l'avevo detto, oggi ne avremmo avuto tanti, l'eurodeputato Marco Zanni, continuiamo con la lettura delle brevi che comunque potete trovare su medium.com cercando Lucio Brignoli, che poi sono io. Quindi continuiamo il nostro giro del mondo, torniamo in Cina. Alibaba si è quotata alla borsa di Hong Kong. 5 anni dopo aver scelto di quotarsi negli Stati Uniti, il campione cinese dell'e-commerce Alibaba si riavvicina a casa. Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, l'azienda di Jack Ma starebbe lavorando a un secondo collocamento alla borsa di Hong Kong, dove potrebbe raccogliere circa 20 miliardi di dollari da investire nel proprio sviluppo. La mossa sembra avere anche un risvolto politico in un mondo tecnologico che rischia di essere diviso in due dalla sfida tra Stati Uniti e Cina. È meglio tenere un piede in entrambi i campi. Il regista dall'altra parte del vetro mi fa cenno che abbiamo qualche difficoltà a metterci in contatto con il nostro ospite Marco Zanni. Gli chiedo di insistere, perché è importante riuscire ad offrire ai nostri ascoltatori un aggiornamento sull'evoluzione nel Parlamento europeo appena eletto. Nel frattempo gli ho anche mandato un messaggio nella speranza riesca a liberarsi quanto prima, e Roberto, che è così zelante, insiste. A Panama il 5 maggio scorso è stato eletto il nuovo presidente, Laurentino Nito Cortizo, un imprenditore di 66 anni del Partito Rivoluzionario Democratico, cioè socialdemocratico, che ha vinto di stretta misura le elezioni presidenziali. Il candidato di Cambio Democratico, Romulo Rox, ha ottenuto circa 40.000 voti in meno, ha denunciato irregolarità e non ha riconosciuto la vittoria dell'avversario. Secondo il Paese, il nuovo presidente ha davanti a sé due sfide importanti e difficili: ridurre le gravi disuguaglianze economiche e fare i conti con la rabbia dei cittadini causata dalla corruzione e aumentata dopo l'inchiesta giornalistica sui Panama Papers del 2016. Restiamo in Centro America, Messico, impegni non mantenuti. Le promesse fatte a gennaio dal presidente Andrés Manuel López Obrador ai migranti centroamericani sono sfumati. Lo scrive Oscar Martinez sul New York Times. In solo 3 mesi l'atteggiamento del governo messicano è stato così contraddittorio che alla guida del paese sembrano esserci due leader diversi. Se il 17 gennaio i funzionari dell'Istituto Nazionale di Migrazione avevano accolto i migranti arrivati in carovana dall'America Centrale con la notizia che bastava registrarsi per rimanere in Messico per un anno, il 22 aprile un'altra carovana arrivata dall'Honduras è stata fermata con violenza, e quindi le promesse di accoglienza senza limiti del presidente messicano Obrador sono finite in nulla, anche perché probabilmente erano solo un tentativo di forzare a sua volta la mano del presidente Trump relativamente alla questione del confine e del muro con il Messico. Roberto, sconsolato, non riesce a trovare l'onorevole Zanni, ma insiste, caparbio, non molla fino alla fine per portare a casa il risultato. Un breve aggiornamento dalla Libia: Ramadan senza tregua. Il Ramadan è appena finito, ma è iniziato il 6 maggio scorso e è stato caratterizzato dall'offensiva del comandante Khalifa Haftar nel tentativo di conquistare la capitale Tripoli.
ostacoli. Nonostante la richiesta da parte delle Nazioni Unite di una tregua umanitaria, dal 4 aprile scorso sono almeno 50.000 le persone fuggite dalle proprie abitazioni e 350, in gran parte combattenti, morte appunto nei conflitti. È in corso un tour nelle ultime settimane di entrambi i leader libici, quindi Haftar e al-Serraj, per cercare di raggiungere una soluzione a questa recrudescenza della guerra civile. Nel frattempo informo in diretta il nostro regista che il nostro ospite mi ha appena scritto che cercherà di mettersi in contatto con noi entro 5 minuti da adesso, quindi prendi il fiato, aspetta 2 o 3 minuti e poi ricomincia a martellare Marco Zanni. Sì, scusate, mi sono distratto a vedere i gestacci che mi sta facendo Roberto dall'altra parte del vetro. Continuiamo la lettura delle brevi dal mondo e andiamo nel Mediterraneo. Cipro, Turchia, la sfida per il gas. La disputa sui giacimenti di gas scoperti nel 2011 nelle acque di Cipro continua ad alimentare le tensioni tra Nicosia e la Turchia. Il 3 maggio una nave turca ha iniziato le trivellazioni al largo della costa occidentale dell'isola, in un tratto di mare rivendicato dalla Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta solo dalla Turchia. Le autorità cipriote hanno emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti dell'equipaggio della nave. L'Unione Europea, gli Stati Uniti e Israele hanno chiesto alla Turchia di interrompere le operazioni. Ankara ha capito che sta perdendo la corsa alle riserve energetiche nel Mediterraneo orientale e cerca di ostacolare le attività dei rivali. Nella sua logica, questo obiettivo può essere raggiunto solo compromettendo la sovranità di Cipro e mettendo Nicosia di fronte a un fatto compiuto. L'onorevole Paolo Formentini prima ci parlava di NATO. Ricordiamo che la Turchia, pur non facendo parte, Deo gratias, dell'Unione Europea, fa parte dell'Alleanza Atlantica della NATO. Si è parlato tanto in questi giorni dell'anniversario delle manifestazioni in piazza Tiananmen in Cina. Il 4 maggio scorso la Cina ha celebrato un'altra grande manifestazione studentesca, un'altra grande manifestazione di piazza, lo spirito del 4 maggio. Nel suo discorso per il centenario di una delle più importanti manifestazioni di protesta nella storia cinese, il presidente Xi Jinping ha detto che i giovani devono obbedire al partito e seguirlo. Più che lo spirito degli studenti universitari scesi in piazza Pechino il 4 maggio 1919 per chiedere di modernizzare la Cina abbracciando la democrazia e la scienza, le parole di Xi ricordano quelle dei leader autoritari accusati da quegli stessi giovani di non aver protetto gli interessi del paese. A scatenare le proteste del 1919 infatti fu la rabbia suscitata dal Trattato di Versailles, che consegnava al Giappone, invece di restituire alla Cina, l'ex concessione tedesca dello Shandong. Per quei giovani solo modernizzando il paese si poteva tenere testa alle grandi potenze. In Cina l'anniversario è stato celebrato da un gruppo dirigente che sostiene i valori contestati da quegli stessi studenti, secondo il New York Times. Algeria troppo presto per le elezioni. Anche in questo caso migliaia di studenti in piazza da settimane per chiedere un cambio al governo, ormai è arrivato a più di 3 mesi di proteste. Hanno manifestato gli studenti, hanno manifestato anche gli avvocati per protestare contro la convocazione delle presidenziali prevista per il 4 luglio prossimo. La società civile algerina non vuole votare, spiegano i portavoci, fino a quando non saranno spariti tutti i banditi del vecchio regime, tra cui il presidente ad interim Abdelkader Ben Salah. Inoltre i manifestanti vogliono vedere diminuire l'influenza dell'esercito sulla politica. Sempre nel Mediterraneo, anche in Albania da mesi in piazza. Continuano le proteste a Tirana contro il governo del premier socialista Edi Rama. L'11 maggio alcune migliaia di persone vicine al partito democratico all'opposizione hanno manifestato davanti agli uffici del primo ministro. I dimostranti, che da 3 mesi scendono in piazza per chiedere le dimissioni di Rama e le elezioni anticipate, hanno lanciato anche bombe incendiarie. Alcune persone sono rimaste ferite negli scontri.
Nello Sri Lanka invece, dopo l'attentato di Pasqua, l'attentato sanguinario di Pasqua che ha colpito le chiese e gli hotel frequentati dai cristiani nel paese dell'Oceano Indiano, del subcontinente indiano, è in corso una rivolta contro i musulmani. Le autorità srilankesi hanno imposto il coprifuoco in tutto il paese dopo l'ondata di violenze contro i musulmani seguita agli attentati di Pasqua, in cui i terroristi islamisti hanno ucciso 250 persone. Nella regione nord-occidentale, il 12 maggio, un uomo è stato accoltellato a morte. Diversi negozi e abitazioni di proprietà di musulmani sono stati incendiati e alcune moschee sono state danneggiate. Il 14 maggio, una fabbrica di pasta di proprietà di un musulmano a 40 km da Colombo, capitale dello Sri Lanka, è stata presa d'assalto da almeno 400 persone e data alle fiamme. I testimoni parlano di gruppi di persone arrivati in pullman, una conferma del fatto che gli attacchi erano pianificati. Più di 70 persone sono state arrestate, compreso il leader di un gruppo buddista singalese, già accusato in passato di incitazione alla violenza contro i musulmani. La situazione dello Sri Lanka è in vero molto particolare, perché oltre a una piccola minoranza cattolica e a una minoranza musulmana c'è una grande maggioranza buddista, e fino a prima degli attentati di Pasqua le violenze e i conflitti erano principalmente tra la comunità musulmana e la comunità buddista. Oggi purtroppo invece lo scontro si è allargato anche alla comunità cristiana di quello sfortunato paese. Roberto è sconsolato perché non riesce a collegarsi, ma insiste perché non esiste sconfitta nel cuore di chi lotta, e Roberto continua a cercare il nostro ospite. Nel frattempo io continuo la lettura degli articoli delle brevi dal mondo. Andiamo in Venezuela, Caracas. Isaías Rodriguez, ambasciatore venezuelano in Italia, ha abbandonato l'incarico. Non aveva più il denaro per pagare i salari e l'affitto della sede diplomatica a Roma. Tutta colpa delle sanzioni economiche americane contro il Venezuela, dice l'ormai ex ambasciatore, che in una lettera drammatica a tratti bizzarra ha raccontato come la moglie, per sopravvivere, abbia dovuto vendere i vestiti. Al di là degli aspetti retorici, il gesto di Rodriguez pone l'accento su un punto che in queste ore sta diventando centrale nella crisi del Venezuela, quello degli effetti reali delle sanzioni economiche occidentali. L'impressione è che stiano fiaccando più la popolazione che non il governo Maduro, che anzi le strumentalizza. Tanto su questo tema del Venezuela avevamo preparato gli articoli interessanti, ma sicuramente non avremo tempo di leggerli. Li trovate medium.com, Lucio Brignoli. A New York, invece, negli Stati Uniti, scarcerato il primo foreign fighter. John Walker Lind, il primo foreign fighter americano catturato in Afghanistan non appena ebbe inizio l'invasione del paese. Condannato a 20 anni per la collaborazione con i talebani, è stato rilasciato in anticipo e subito infuriano le polemiche, soprattutto da parte dei familiari dei soldati caduti in Afghanistan, oltre agli interrogativi sul suo reinserimento nella società. Un'ultima breve ancora dal Messico, anzi da Città del Messico. A Città del Messico, scuole chiuse per lo smog. Dopo 5 giorni consecutivi di inquinamento asfissiante, il Ministero dell'Istruzione e la Direzione Generale degli Istituti Messicani ha ordinato la chiusura di tutte le scuole. Il provvedimento riguarda 365.000 studenti delle primarie e secondarie e 64.000 studenti universitari. L'ondata di fiumi tossici e l'alto livello di inquinamento, con valori 3 volte il massimo, rendono l'aria irrespirabile in questa metropoli di 22 milioni di abitanti. È la prima volta in un anno che si adotta una misura così drastica. Vietate attività fisica all'esterno, suggerito a bambini e anziani di restare tappati in casa, ridotti all'essenziale anche i trasporti pubblici. E con questo abbiamo terminato la lettura delle brevi dal mondo che abbiamo preparato per l'appuntamento odierno. Io temo che purtroppo non riusciremo a fare il focus che avevamo previsto con l'eurodeputato Marco Zanni, che è trattenuto da altri impegni in quel di Bruxelles. Peraltro ci resta anche veramente poco tempo per iniziare la lettura di uno degli articoli che avevamo preparato relativi alla fabbrica delle fake news di Facebook e all'organizzazione che Facebook si è data per fingere, possiamo utilizzare questo termine, di combattere le fake news e in realtà di orientare attraverso il proprio social media l'opinione pubblica. Avevamo preparato un approfondimento
sui venti di guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran, preso da Al Jazeera. Lo troverete appunto online, non avremo tempo di leggerlo. Un interessante articolo dell'Economist del Regno Unito su il risultato delle elezioni europee e la grande frattura tra centro e periferia nell'Occidente democratico, e il confronto tra chi vince e chi perde la sfida della globalizzazione. Avevamo preparato anche un articolo che trovate sempre online, medium.com, Lucio Brignoli, che racconta il retroscena dell'ultimo tentativo di rovesciare il dittatore venezuelano Maduro da parte di Guaidó, con l'appoggio neanche troppo velato dell'amministrazione americana. E da ultimo un interessante articolo su come la Turchia islamista di Erdogan cerca di cancellare ogni spazio di libertà, imbavagliando le amministrazioni locali e centralizzando tutta la gestione dello Stato turco, per non lasciare spazio ad alcun tipo di opposizione etnica, confessionale, culturale, religiosa, economica, e chi più ne ha più ne metta, alle porte dell'Unione Europea. Il tempo a nostra disposizione è terminato anche questa settimana per il nostro filo diretto con il mondo sulle frequenze di RPL, la voce della libertà. Io spero di avervi tenuto compagnia in quest'orella con degli approfondimenti interessanti, con degli ospiti assolutamente molto interessanti. L'appuntamento è settimana prossima tra le 12 e le 13 di ogni mercoledì in diretta, e poi tante volte anche in replica. Un ringraziamento di nuovo a tutti gli ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, e da Lucio Brignoli un caro saluto, e ci risentiamo molto presto. Avete ascoltato Filo Diretto. Ti stai sbagliando.